scrittori e mito nel Delta del Po è il tentativo di realizzare una rassegna, una panoramica complessiva di tutto o gran parte di quello che sul Delta è stato scritto da scrittori, ma anche da grandi giornalisti, da illustratori soprattutto del Novecento, con qualche puntata più indietro. Il mito quindi è da intendersi nella sua accezione più ampia di tutto quello che viene raccontato, narrato su un territorio così straordinario, purtroppo non molto conosciuto alle volte. Parliamo di soldati, di Zavattini, di Guareschi, del nostro amatissimo compianto Cibotto, ma sono veramente decine le voci che meritano di essere in qualche modo raccolte, raccontate e spiegate soprattutto a nuove generazioni. Il Po potremmo intenderlo come proprio sinonimo di racconto, narrazione. È un territorio, abbiamo detto, anfibio da un punto di vista culturale e linguistico, quindi cerniera anche tra Veneto ed Emilia. Questo l'ho definito un libro molto padano, proprio perché è radicato in quello che è il fiume e la sua gente. Un altro nome grandissimo, voglio spenderlo perché anche questo è uno scrittore recentemente mancato, Ermanno Rea, un napoletano che ha scritto forse il reportage più bello negli ultimi anni sul Po e la sua gente. E i nomi che si diceva che appartengono poi alla grande tradizione della letteratura veneta, anche Piovene appunto lo si diceva adesso, e molti altri, anche nomi meno conosciuti purtroppo, che ahimè non sono spesso molto ricordati. Un altro nome che voglio ricordare è Corrado Govoni, conosciuto come poeta, un ferrarese, un padano anche lui, che in qualche modo è fatto poco conosciuto, ha scritto anche una grandissima epopea romanzesca, Uomini sul Delta, che purtroppo da 50 anni non è più ristampata. Anche questo però veramente è un'immagine diversa del fiume della sua gente, ambientato tra Veneto ed Emilia. Bacchelli è un nome grandissimo, citato oggi purtroppo più che letto veramente, ma il Mulino del Po è un'altra epopea grandissima e in larga parte radicata anche nella sponda veneta, non solo in quella emiliana. Ecco. Un'altra realtà assolutamente da riscoprire, direi, più che da scoprire. Ecco.